Ciao e benvenuto in questa video lezione. Adesso vediamo il vantaggio di materiale, perché è definito così e in quali casi si ha un vantaggio di materiale. Ho preparato la scacchiera apposta per te con questa posizione semplicissima, praticamente la posizione di partenza. Tutti i pezzi schierati nella prima e seconda traversa, stessa cosa vale anche per i pezzi del nero, solo che c'è una piccola differenza, che al nero mancano 3 pedoni, 1, 2, 3. Ovviamente è impossibile trovarsi in una posizione del genere, ma mettiamo caso che ci fosse una posizione di questo tipo, riusciamo a capire che il nero è in svantaggio di materiale. Perché? Perché il bianco ha i suoi bei 8 pedoni, mentre il nero ne ha solo 5, quindi gliene mancano 3. In questo caso è in svantaggio di materiale perché è numericamente inferiore rispetto al bianco. Tuttavia, come hai già potuto leggere sull'ebook, esiste anche il vantaggio di materiale nonostante si ha lo stesso numero di pezzi in gioco. Facciamo un esempio per rendere tutto molto più chiaro. Allora, tiriamo via un po' di cose e riduciamo la posizione in una maniera veramente essenziale. Allora, la posizione è la seguente: il bianco ha il re e la regina e il nero ha re e pedone. Numericamente si ha la stessa somma, ovvero 2 pezzi per il bianco e 2 pezzi per il nero, ma praticamente è in vantaggio di materiale il bianco. Perché in vantaggio di materiale? Perché non solo bisogna puntare alla quantità dei pezzi in gioco, ma bisogna capire anche la qualità di questi. Anche se hai iniziato a conoscere gli scacchi da poco, avrai subito capito che il pezzo più importante è la regina, perché è quello che si può muovere in tutte le direzioni, quindi ha una libertà di movimento veramente grandissima, e quindi è il pezzo più importante. Essendo questo il pezzo più importante, ovviamente ha molta più importanza di un pedone che può andare solo dritto e di un passo alla volta. Quindi il vantaggio è del bianco perché, a parte hai 2 re che si eguagliano, ha una regina che è di gran lunga più forte del pedone. Infatti, se vai a scovare la video lezione in cui parliamo del valore dei pezzi, capirai che è stato assegnato numericamente ad ogni pezzo un valore numerico, in modo tale da riuscire a capire questo pezzo quanto vale. In questa situazione, per esempio, e sempre anche in generale, la regina vale 9 e il pedone vale 1. Quindi puoi capire che, facendo una semplice differenza, il bianco è in vantaggio di 8. Per questo quindi si intende vantaggio di materiale anche se si ha lo stesso numero di pezzi in gioco. Ora cercherò di farti un altro esempio complicando un attimino la situazione, ma neanche più di tanto, giusto per riuscire ad intenderci. Allora, il nero ha questi pezzi e il bianco ovviamente queste qui sono posizioni che troverai veramente raramente, perché è quasi impossibile trovare una posizione del genere, però non si sa mai. Allora, esaminiamo la posizione, contiamo i pezzi del bianco e contiamo i pezzi del nero. 1, 2, 3 pedoni contro 1, 2, 3 pedoni del nero, e fino a qui ci siamo. Alfiere e alfiere, fino a qui ci siamo. Re e re, va benissimo. Torre con torre e torre e cavallo. Quindi tra la posizione del nero e quella del bianco
c'è un pezzo di differenza, cioè il nero ha un cavallo mentre il bianco ha una torre. Chi dei due è in vantaggio di materiale? Ovviamente è il bianco, perché si dice che il bianco ha la qualità. Che cos'è la qualità? È quello scambio di valore. Per esempio, quando io scambio un alfiere per una torre, ho il vantaggio di qualità perché l'alfiere vale di meno della torre, quindi se io mi sbarazzo del mio alfiere per conquistare una torre avversaria e poi il mio alfiere ovviamente viene ricatturato, vado in vantaggio di qualità, vado in vantaggio numerico. Se l'alfiere vale 3 e la torre vale 5, quando cambio il mio alfiere per una torre avrò un vantaggio netto di 2. Questo vantaggio netto di 2 è denominato vantaggio di qualità. Infatti è un vantaggio qualitativo del pezzo, non è un vantaggio quantitativo. Ecco perché viene definito un vantaggio di qualità. Ed è questo vantaggio di materiale che ha il bianco, che ovviamente, come abbiamo spiegato prima, più che un vantaggio di materiale è un vantaggio di qualità. Questo è gran parte quello che devi sapere sul vantaggio del materiale.